Se il ministro Minniti decide di aiutarli a casa loro, di fare i centri di prima accoglienza nei paesi del Nord Africa, di fare in modo che lì si identifichino tutte le persone e solo da lì garantire il corridoio umanitario ai profughi veri, troverà sicuramente dell'assenso, ma finché non farà questo, da noi ci sarà sempre un no. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, definisce semplicemente vergognoso il piano della prefettura di sistemare 98 profughi nell'ex deposito di munizioni di Volpago. In serata il Consiglio Comunale, riunito in seduta straordinaria, approverà un ordine del giorno contro il nuovo centro di accoglienza, mentre prosegue la raccolta firme tra i cittadini. Le sottoscrizioni sono già 1000. Sulla questione del rilascio della carta d'identità ai migranti, Zaia si rivolge di nuovo a Minniti. Da parte della Regione ci sarà supporto giuridico per trovare ogni minimo cavillo per dimostrare che l'identificazione con dei documenti può prescindere dal dare la carta d'identità. Non si capisce per quale motivo, e questo faccio appello al ministro Minniti, per quale motivo non si stabilisca un documento alternativo alla carta d'identità e così la chiudiamo subito questa polemica. Infine le pallottole indirizzate al sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon, colpevole, secondo l'autore del gesto, di aver accolto i richiedenti asilo. Oggi avventurarsi a cercare di trovare la genesi di una minaccia, di un attentato, di quant'altro vuol dire delle idiozie. Lasciamo lavorare gli inquirenti. A noi spetta solo come cittadini condannare questi fatti, condannarli senza se e senza ma, perché inviare pallottole all'amministratore, le bombe Molotov o quello che erano presso gli uffici pubblici non sono sicuramente degli atti che vanno giustificati con i se o con i ma, vanno solo che condannati.